Cena conviviale in pizzeria, seduti al tavolo una trentina di amministratori, che finisce con una disavventura per due sindaci, vittime di furto in auto, quello di Isola Vicentina e quello di Bolzano Vicentino, che si sono trovati i finestrini delle macchine parcheggiate fuori in frantumi. Parte dell'area furtiva, tra cui borsoni, caricabatterie, è stata ritrovata grazie al segnale GPS di un tablet in un campo abbandonato dalle parti di Creazzo. Abbiamo constatato l'ammanco, poi da lì subito chiamata ai carabinieri e la geolocalizzazione tramite un iPad che abbiamo geolocalizzato, ci siamo recati nella zona in attesa che arrivassero anche lì con noi i carabinieri e siamo riusciti, grazie anche ai carabinieri, a trovare la nostra refurtiva e anche quelle di altri furti. Tema sicurezza che torna alla ribalta e che resta sul tavolo dei sindaci che a loro volta sollecitano l'intervento della politica centrale. Stiamo investendo in sicurezza, in sistemi di lettura delle targhe, stiamo cercando di affiancare anche con segnalazioni più puntuali le forze dell'ordine che comunque, non dimentichiamolo, stanno continuando a fare il loro lavoro, c'è un lavoro di sinergia tra carabinieri e polizia locale certamente, ma anche immagino polizia di Stato dove è più attiva. Il compito nostro è anche sollecitare la parte politica più alta, con maggiori responsabilità anche in termini di norme, anche sicurezza e giustizia, insomma non guardano in faccia a nessuno, non possono essere temi di destra o di sinistra, sono temi che interessano tutti i cittadini senza colori, senza appartenenze.